Sparavano ai ciclisti con una carabina da soft air. Per questo, due giovani di 18 anni residenti in provincia di Padova sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Lozzo a Testino. Due gli episodi che li vedono coinvolti, entrambi nel pomeriggio di lunedì di Pasquetta. Il primo episodio si è verificato in via Vasche, nella frazione di Vovecchio, dove un ciclista è stato colpito alla gamba sinistra da alcuni pallini. La vittima ha fornito ai militari il modello, il colore e la targa parziale dell'auto dei responsabili, oltre a un dettaglio distintivo: la presenza di tendine bianche nel lunotto posteriore. Grazie alle immagini di videosorveglianza comunale, i carabinieri hanno rapidamente individuato il veicolo e risalito al proprietario. Il figlio di quest'ultimo, uno dei due diciottenni, ha consegnato spontaneamente l'arma, una carabina elettrica da soft air di vendita libera, prelevandola dal sedile posteriore dell'auto. L'arma è stata sequestrata. Le indagini hanno permesso di ricostruire anche un secondo episodio ai danni di 3 ciclisti lungo via Marconi a Vo. I due giovani sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rovigo per getto pericoloso di cose.